Siamo con Walter Cesaron, l'Arcoveggio da sempre comunque ha questa tradizione di dedicare le corse alle Amazzoni in prossimità della festa della donna, quindi presentiamo brevemente questa giornata. Sì, è diventato un format che noi ci vantiamo di proseguire e di perseguire nel corso degli anni, sperando che questa tradizione ci consenta negli anni futuri di poter essere adeguatamente seguita anche dal pubblico. È un riconoscimento a tutte le donne dell'Ippica, alle donne che impegnano tempo, risorse, energie, sacrificando chiaramente a volte anche gli affetti per poter partecipare a competizioni. Molte di loro comunque lavorano anche in scuderie, altri hanno impegni finanziari notevoli nell'acquisizione di cavalli. È l'alternativa gentile ad un mondo che in questo momento sta passando un brutto periodo sotto tanti punti di vista, e quindi noi crediamo che questo sia un messaggio di positività e di ottimismo volto al futuro, coniugando anche in questo caso, oltre all'agonismo, anche la solidarietà.